Acqua, salute, serenissima. Nel discorso conclusivo della sua visita a Venezia, Benedetto XVI consegna agli esponenti della cultura e dell'economia 3 parole chiave per decifrare il Nord-Est che è e che sarà. Si tratta di scegliere tra una città liquida, patria di una cultura che appare sempre più quella del relativo e dell'effimero, e una città che rinnova costantemente la sua bellezza, attingendo dalle sorgenti benefiche dell'arte, del sapere, delle relazioni tra gli uomini e tra i popoli. Fluidità o solidità, bisogna scegliere, ed anche le scelte di carattere culturale ed economico, ammonisce il pontefice, dipendono da questo orientamento fondamentale. Io penso che Veneto sia una realtà solida, l'ha dimostrato in tutti questi anni di vita che abbiamo. Certo che l'eminenza ci ha fatto pensare, ci farà pensare molto. Unde origo inde salus, sottolinea il Papa citando il motto della Basilica di Santa Maria della Salute. L'uomo è la via della Chiesa e il Redentore dell'uomo è Cristo. Un richiamo forte per i 900 VIP che Joseph Ratzinger chiama ripetutamente amici. L'economia e la finanza ha bisogno del senso spirituale delle persone e questo messaggio è un messaggio chiaro e ci fa sentire tutti noi imprenditori ancora più carichi. Inaspettato e quanto mai gradito, soprattutto nelle prime file, il riferimento al nome della Repubblica Veneta. Un titolo davvero stupendo, si direbbe utopico rispetto alla realtà terrena e tuttavia capace di suscitare non solo memorie di glorie passate, ma anche ideali trainanti nella progettazione dell'oggi e del domani in questa grande regione. E alla città serenissima, evidenzia il Santo Padre, si giunge per la via della carità nella verità. È un richiamo importante che va messo al centro in una fase così difficile, perché proprio restando uniti e restando attenti ai valori di fondo della società riusciremo a superare questa fase.